Sabato Lega Congresso, Roberto Marcato correrà? Io farò domani una conferenza stampa dove comunicherò la mia scelta. Sto pensando a molte cose e quindi quando avrò finito di pensare, elaborare e ascoltare anche i miei più fidati consiglieri, prenderò la decisione che verrà comunicata domani. Pochette con la bandiera di San Marco nel taschino della giacca è un'uscita istituzionale, quella dell'assessore regionale Roberto Marcato, che per qualche minuto sveste l'abito di amministratore per parlare di politica. Una notte lunga quella che lo attende, dove affiancato dai suoi consiglieri prenderà una delle decisioni più difficili della sua lunga militanza in Lega. Da mesi candidato in pectore alla segreteria regionale, potrebbe essere proprio quel gruppo antisalviniano di cui sinora è stato espressione a chiedergli di fare il passo indietro per sgomberare il campo a Franco Manzato. Una Lega a cui Bulldog non lesina critiche. È una Lega che arriva spaccata, questo è evidente a tutti. Sarebbe stato bello arrivare con una candidatura unitaria, così non è, così non sarà. Ed è un peccato perché in questo momento storico in cui la Lega ha pagato uno scotto enorme alle ultime politiche e anche alle amministrative con Padova, Vicenza e Verona, dove si può perdere ma non essere umiliati. Noi siamo stati umiliati nei risultati. È evidente che arriviamo con grosse difficoltà. Le candidature al congresso di sabato vanno presentate entro le 8 di mercoledì. Se il passo indietro non è ancora ufficiale, chiare nella testa dell'assessore le sfide che attendono il partito. L'anno prossimo sono le europee e noi arriviamo ad un risultato che ha visto la Lega Veneta a fare il 49,9%. Poi ci saranno molto probabilmente le nuove province con presidenti politici, assessori politici, candidature di partito vere e la tornata, quella grossa, vera, dei comuni. L'anno prossimo è l'anno della politica. Dobbiamo attrezzarci se vogliamo dare una risposta importante.